Sono le 7:23 di questo 15 aprile, a metà giro di boa del 2026. Buongiorno Taranto e ben trovati all'appuntamento mattutino di Cittadella la Radio e Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno Piero Caffio che guiderà la parte tecnica. Insieme proveremo a farvi compagnia con l'informazione e la musica sui 96.5 sul canale 94, giornata in cui dedicheremo un ampio spazio all'ex Ilva, perché ieri, come sapete, il sindaco di Taranto ha firmato l'ordinanza che impone la chiusura della centrale termoelettrica dell'Ilva. Ma che cos'è la centrale termoelettrica? Come funziona? Perché è stata chiusa? E soprattutto quali sono le conseguenze sulla produzione? Ne parleremo questa mattina con Roberto Giua, ex direttore scientifico di ARPA Puglia, l'uomo a cui ovviamente faremo tutte le domande che insomma ci possono aiutare a far comprendere realmente qual è la portata di questo provvedimento. Poi parleremo di mercati, lo faremo con l'assessore Cosa, perché l'ipotesi privatizzazione del Meta, il mercato ortofrutticolo, prende sempre più piede, ma soprattutto divide sempre di più la politica. Ieri l'audizione in commissione attività produttive e la denuncia di Cosa sulla legalità. Abbiamo trovato un disastro all'interno dei mercati, ha detto, e cercheremo insomma di farci raccontare ora quali saranno le contromisure. Parleremo poi dei diritti dei minori, parleremo anche di musica con l'orchestra della Magna Grecia e vi daremo un aggiornamento sulle ultime notizie di cronaca, dagli arresti per l'omicidio Marangia fino alla morte dell'operaio avvenuto Domenico Di Ponzio, avvenuto al rione Tamburi. Insomma, questo e tanto altro qui su Buongiorno Taranto oggi. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì da Maia e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, equilibrio e armonia pervadono la vostra giornata. In ambito lavorativo siete pronti a cogliere nuove opportunità. L'amore vi sorprende con momenti di pura felicità. Toro, oggi è il giorno giusto per pianificare e sognare in grande. Al lavoro lasciatevi guidare dall'istinto, l'amore invece vi invita ad esplorare nuove dimensioni della vostra relazione. La salute beneficia di una mente positiva e rilassata. Gemelli, nel lavoro la vostra visione ampia vi porta lontano. In amore è tempo di vivere avventure insieme al vostro partner. La vostra salute è al top. Continuate a mantenerla così. Cancro, la determinazione che vi contraddistingue vi porterà a realizzare importanti obiettivi lavorativi. In amore la stabilità è la parola chiave. Per mantenervi in forma, dedicatevi a una routine che bilanci attività fisica e momenti di relax. Leone, la vostra innata curiosità vi aprirà porte interessanti nel mondo del lavoro. L'amore vi vede protagonisti di dialoghi stimolanti e la salute si manterrà ottima se continuerete a mangiare bene e a muovervi di più. Vergine, la creatività sarà il vostro punto di forza oggi. Sfruttatela in ogni ambito, in particolar modo nel lavoro. L'amore vi riserva dolci sorprese, soprattutto se vi mostrerete aperti e disponibili. Bilancia, i single non devono sottovalutare i nuovi incontri. La giornata può regalare alle relazioni sentimentali delle emozioni speciali. Chi lavora in proprio può ritrovare una buona stabilità. Scorpione, all'interno della vita coniugale ci sono dei problemi da risolvere urgentemente. La nuova fase di agitazione va gestita con molta attenzione e cura. In campo lavorativo, chi ha cambiato strategia può essere di malumore. Sagittario, nella relazione sentimentale è presente ancora una leggera stanchezza. Chi è solo da tempo può vivere una giornata ricca di nervosismo. La tensione può creare alcuni problemi in ambito lavorativo. Capricorno, nel primo pomeriggio chi è in coppia deve evitare le polemiche. I single possono vivere una serie di emozioni inattese. A livello economico è possibile recuperare un po' di stabilità finalmente. Acquario, i cuori solitari continuano ad essere estremamente delusi dal passato e non riescono ad andare avanti. Nel lavoro sono in arrivo delle opportunità davvero interessanti, ma anche qui apritevi al cambiamento. Pesci, chi ha avuto dei problemi sentimentali può risolverli molto velocemente ed essere più rilassato. In ambito lavorativo è necessario prendere una decisione importante. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino.
L'abitudine a cui non poniamo resistenza diventa necessità. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato le stelle. Ora diamo uno sguardo ai quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che apre con la cronaca, lo spazio dedicato all'omicidio di Foggia, il personal trainer ucciso per strada mentre passeggiava con il suo cane. Delitto con giallo del personal trainer, shock a Foggia. Annibale era un buono, dice chi lo conosceva. Il 42enne ucciso sotto la sua abitazione a colpi di pistola. L'assassino ha perso il caricatore per strada. E al centro della pagina invece albero killer, l'allarme ignorato. Siamo naturalmente a Bisceglie, dove ha perso la vita la 12enne Alice, dopo che una raffica di vento ha tirato giù purtroppo l'arbusto. 3 mesi fa un'associazione civica denunciò il pericolo, il comune non intervenne. Un testimone racconta gli ultimi momenti della piccola Alicia, chiedeva aiuto, in 20 hanno provato a liberarla. Mamma mia, deve essere stato qualcosa di devastante. Una donazione milionaria restituisce al sospendore la chiesa di San Francesco, è avvenuta a Bari, la riapertura al culto con una messa dell'arcivescovo Satriano, pensato ai 2 anni di restauri possibili grazie a una semplice donazione, insomma semplice fino a un certo punto, perché insomma una donazione milionaria. Andiamo invece a dare un'occhiata ora alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura dedicata agli esteri. Ora tocca a Giorgia. Dopo il Papa, Trump attacca Meloni e lei a essere inaccettabile. La replica del tycoon, le parole di Giorgia Meloni, che aveva definito inaccettabili le dichiarazioni fatte da Trump sul Papa. Ricordate, il presidente americano aveva definito Provost un debole e pessimo in politica estera, e se non fosse stato per lui non sarebbe mai stato eletto dal conclave. Insomma, anche un po' spirito santo questo Trump. Al centro della pagina invece centrale elettrica Ilva, il sindaco Bitetti ordina la chiusura, Adi non rispetta le prescrizioni. Vi racconteremo i dettagli tra pochissimo di questa storia insieme a tutti gli altri giornali. Ora però c'è la New Hit. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Andiamo invece noi a dare un'altra occhiata alle altre prime pagine dei quotidiani. L'edicola dedica l'apertura alla sanità e dice che la sanità pugliese in mano ai privati valgono il 51% del budget. Poi di spalla geotermia, occasione persa del PNRR, c'erano dei fondi che insomma ancora una volta non siamo stati capaci di utilizzare. Anche sull'edicola, nella pancia invece della prima, il sindaco Bitetti spegne l'ex Ilva, la centrale elettrica fermi le emissioni. E invece sul quotidiano di Puglia in prima pagina c'è ancora la cronaca, la rabbia dopo le tragedie. Alicia e Domenico, verità. Alicia, lo ricordate, la 12enne di Bisceglie, morta perché colpita dall'albero abbattuto dal vento. Domenico Di Ponzio invece è il 38enne tarantino che è stato colpito da un palo della luce che si è staccato a causa del vento mentre una gru lo stava manovrando. In entrambi i casi sono in corso, come sapete, le indagini della magistratura e proveremo a raccontarvi anche che cosa sta venendo fuori da queste attività di inchiesta. Sul quotidiano Giacomo Rizzo firma anche il pezzo di spalla su Domenico Di Ponzio e scrive: strazio per il 38enne, priorità sicurezza, un faro sugli appalti. E anche qui al centro una foto dell'Ilva, Bitetti ordina lo stop della centrale ex Ilva, produzione ora a rischio. Chiudiamo con sempre più fusoliere Boeing, Leonardo in ripresa dopo la crisi, lo stabilimento di Grottaglie e il vertice in regione per aerostrutture. Insomma, buone notizie che arrivano da quel versante della nostra provincia e da quel versante dell'economia. Noi adesso ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo cominciamo a parlare di ex Ilva. Lo faremo con Roberto Giua, ex direttore scientifico di ARPA Puglia. Gli chiederemo che cos'è una centrale termoelettrica, come funziona dell'Ilva e questo
spegnimento di Bitetti. Che conseguenze avrà? Restate con noi. 7:40, siamo tornati in diretta e come annunciato pronti con i nostri approfondimenti. Cominciamo dall'ex Ilva. Ieri, come sapete, la notizia del sindaco Piero Bitetti che ha firmato l'ordinanza che impone ad Acciaierie d'Italia Energia, una delle società controllate da ADI, di spegnere la centrale termoelettrica dell'ex Ilva perché non ha norma rispetto a una serie di emissioni e soprattutto rispetto a quanto previsto da un'autorizzazione integrata ambientale. Ma che cos'è la centrale elettrica? Di cosa si occupa all'interno dello stabilimento? Come interviene nella linea produttiva? E quanto questa ordinanza può incidere sulla linea produttiva? Come sempre lo chiediamo a Roberto Giua, ex direttore scientifico di ARPA Puglia, che è in collegamento con noi. Buongiorno, dottor Giua. Buongiorno. Allora, dottore, come al solito, per me che ho un solo neurone, abbiamo necessità di comprendere, altrimenti parleremo sempre un po' così a spiovere di tutto questo. Allora, una centrale termoelettrica all'interno dell'Ilva esiste, immagino, per produrre energia, ma non solo. Come funziona questa parte della fabbrica tarantina? Dunque, la centrale termoelettrica appunto produce elettricità, ma non solo, per esempio fornisce anche vapore, comunque la centrale è uno stabilimento non particolarmente nuovo, nel senso che in effetti ci sono due impianti all'interno della centrale che si chiamano, diciamo, con delle sigle CET 2 e CET 3. Uno dice: ma perché il CET 1 non c'è? Il CET 1 è una centrale vecchia che è stata demolita e che non c'è più. Queste due centrali sono, diciamo, di tipo una un po' più vecchia e una un po' più nuova, ma comunque entrambi forniscono, diciamo, un quantitativo dell'ordine di 400-500 megawatt di energia, e questa energia viene fornita sostanzialmente allo stabilimento ex Ilva. Diciamo, lo stabilimento ha necessità ovviamente di grandi quantità di energia elettrica e loro lo forniscono. Ma come fanno a fornirlo? In effetti loro utilizzano i gas che vengono prodotti dallo stabilimento stesso nel processo produttivo, sia nelle cokerie che negli altiforni che nelle acciaierie. Questi gas arrivano alle due centrali, CET 2 e CET 3. Nel caso della CET 3 vengono anche parzialmente miscelati con del gas naturale e poi questi gas bruciano e forniscono energia. Quindi sostanzialmente riciclano delle loro emissioni per produrre energia che serve alla fabbrica, giusto? Esattamente, in effetti sono delle emissioni molto molto rilevanti, cioè questi gas sono... Ecco, era proprio qua che volevo arrivare. Bloccare la centrale termoelettrica significa che fine fanno quei gas, i gas AFO, giusto per capirci, o tutti gli altri come quelli che arrivano per esempio dalle cokerie? Guardi, è assolutamente impossibile, nel senso che le quantità sono tali che non possono certamente essere scaricati in atmosfera né bruciati. Se le centrali si ferma lo stabilimento, in buona sostanza, perché primo, questi gas non possono più essere utilizzati e non possono nemmeno essere stoccati. In secondo luogo, non c'è più l'energia elettrica per fare funzionare lo stabilimento. Ma non può accedere, Ilva non può accedere, diciamo, alla normale rete elettrica, dottore? Probabilmente potrebbe anche farlo, ma è una cosa assolutamente impraticabile, nel senso che sono quantità di energia elettrica enormi. Ok, allora tendenzialmente le centrali forniscono anche un surplus di energia spesso alla rete, insomma, ma non si può pensare che un migliaio di megawatt vengano in qualche modo, diciamo, tolti alla rete elettrica. Vista anche la crisi energetica verso la quale stiamo andando incontro, tra l'altro, la vedo ancora. Poi questi gas, che sono in quantità di milioni di metri cubi, non possono certo essere scaricati né bruciati. Cioè, sostanzialmente credo che se effettivamente i due impianti, CET 2 e CET 3 della centrale,
dovessero fermarsi, in breve tempo si ferma anche lo stabilimento. Allora, Adi ha già annunciato che farà ricorso contro questa ordinanza del sindaco di Taranto, però ecco, noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e un po' di musica, però dottor Giù, avrei necessità di comprendere un altro aspetto, e cioè entrare nel merito dell'ordinanza. Noi ora rischiamo, diciamo, che la fabbrica si fermi perché senza le centrali elettriche questi gas, come dice lei giustamente, non possono essere scaricati né possono essere, come dire, stoccati da qualche altra parte, ma in realtà è stato fermato perché immagino non rispettasse una serie di norme, giusto? Certo. E allora facciamo così: tra pochissimo col dottor Roberto Giua vi raccontiamo anche quali sono le ragioni che hanno portato il comune a firmare questa ordinanza. Vi racconteremo in maniera semplice una cosa che è particolarmente complessa, quindi mi raccomando, non andate via, restate sui 96.5 e sul canale 94. A tra poco. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com. Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce. Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908 www.provincialisrl.it. Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGN, la tua definizione di SUV. Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorati di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro ogni giorno.
software incredibile. Academy. Taranto dal 17 al 20 aprile 2026. www.egofestival.it. A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OSS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Cami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con UTS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile. Torniamo invece al 2026 e torniamo a Taranto per continuare a parlare di ex Ilva. Lo stiamo facendo con Roberto Giua, ex direttore scientifico di ARPA Puglia. Ieri, come sapete, il sindaco di Taranto ha firmato l'ordinanza che impone lo spegnimento della centrale elettrica dell'ex Ilva perché non rispetta una serie di prescrizioni. Ma quali sono le ragioni che hanno spinto il sindaco a prendere questa misura, insomma, che, come ci spiegava poco fa il dottor Roberto Giua, può portare allo spegnimento della fabbrica, alla stop alla produzione dello stabilimento? Allora, dottor Giua, quali sono le ragioni alla base della decisione di Piero Bitetti? Allora, guardate, le ragioni non sono diverse da altre vicende già accadute, nel senso che è stato consegnato da parte del gruppo ARPA, Ares e ASL un rapporto sulla valutazione del danno sanitario per quanto riguarda la centrale, in sostanza. Questa mostra delle criticità e conseguentemente entro 30 giorni doveva essere presentato un piano di riduzione delle emissioni inquinanti da parte della centrale. Questo non è stato fatto e conseguentemente, diciamo, il sindaco ha emesso questa ordinanza. Domanda, ma la centrale elettrica, in quanto parte della fabbrica, non è coperta dall'AIA che... Esattamente, e questa è la vicenda, in effetti, che diciamo che se non fosse drammatica sarebbe quasi divertente, nel senso che la legge che classifica stabilimenti di importanza strategica nazionale, diciamo, in effetti all'articolo 3 riporta Ilva, riporta lo stabilimento. Sì, certo. Ma legge del 2012, lo ricordiamo, insomma, chi ci ascolta. Dunque, la 231 del 2012. Esatto. E questa centrale però non è Ilva, in realtà è un'altra azienda. Da molti anni questa centrale è stata, diciamo, è stata diventata un'azienda diversa da Ilva e da tutti gli stabilimenti, le denominazioni successive, e attualmente si chiama ADI Energia SRL e si occupa di fornire l'energia all'Ilva, ma non solo, nel senso che la vende anche alla rete, e quindi questo stabilimento non è compreso tra quelli di interesse strategico nazionale. E quindi per questo motivo è soggetta a questo obbligo e quindi può essere soggetta anche a sanzioni, a misure, diciamo, cautelative come quella della sospensione dell'attività. Quindi abbiamo, per capirci, uno stabilimento strategico nazionale come quello dell'ex Ilva, indicato con una legge, che dipende da una centrale elettrica che è del gruppo Ilva ma non è strategica nazionale, quindi quell'impianto strategico nazionale ora rischia di fermarsi per questa centrale elettrica. Cioè, è davvero, se non ci...
effettivamente, ma d'altra parte evidentemente quando è stata fatta questa legge non hanno pensato che questa includesse anche la centrale, non ce l'hanno messa e quindi questa ora rientra nelle impossibili sanzioni contrariamente all'ILVA, cioè in pratica perché ovviamente le criticità di un rapporto di valutazione del danno sanitario ci sono anche per lo stabilimento ILVA, certo. Però quello è strategico nazionale, quindi determinate, diciamo, si va in deroga, diciamo, a una serie di obblighi. Diciamo, un atteggiamento benevolo, se vogliamo. Sì, ecco, no? appena da 15 anni, diciamo. Dottor Giua, un'ultima domanda le faccio. Quali emissioni, diciamo, il Comune, l'ARPA Puglia, immagino coloro che hanno fatto le indagini per arrivare poi a questa valutazione, poi diciamo su cui il sindaco poi ha firmato l'ordinanza, di che sostanze parliamo da emettere che la centrale metteva nell'aria? Previste praticamente nel caso della centrale parlano di emissioni di sostanze non cancerogene. Naturalmente queste sono quelle che sono state accertate, certo. Non è che emette solo e quelle che possono essere considerate al di fuori da limiti di accettabilità. Arsenico, cobalto e nickel come componenti delle emissioni, diciamo, ovviamente di carattere particolato, polverulento, insomma, da parte della centrale. Teniamo presente che queste centrali i gas e le sostanze che bruciano non sono sostanze, virgolette, inerti, cioè si tratta di gas che provengono dallo stabilimento e quindi sono gas, insomma, di per sé che hanno una loro pericolosità. Nel bruciare ci sono queste emissioni, queste sono tali da costituire una criticità nelle emissioni in aria dopo la combustione. Questo è quello che viene detto. E allora vedremo come andrà a finire questa storia, perché tanto insomma ADI ha già annunciato che impugnerà questa misura, vedremo quali saranno poi evidentemente le conseguenze rispetto alla produzione. Intanto, come sempre, grazie a Roberto Giua per averci fatto comprendere realmente di che cosa stiamo parlando. Grazie davvero, dottor Giua, buon lavoro. Grazie a voi. E noi ci fermiamo, c'è il giornale radio. Quando torniamo dopo la musica parliamo invece di mercati. Abbiamo trovato un disastro, ha detto l'assessore Cosa ieri in commissione, ne parleremo proprio con lui questa mattina, restate con noi. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Sono le 8. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella. Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Trump critica duramente la premier italiana Meloni in un'intervista al Corriere della Sera, accusandola di non voler collaborare su energia, NATO e contrasto al nucleare iraniano. Dice di essere deluso da lei e sostiene che l'Italia dipenda dagli Stati Uniti senza contribuire abbastanza. Il tycoon ha intanto dichiarato che la guerra in Iran è quasi finita e che i colloqui potrebbero riprendere nei prossimi 2 giorni. Lo ha detto in un'intervista a Fox che andrà in onda nel pomeriggio italiano. Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Lo ha annunciato ieri la Presidente del Consiglio Meloni, parlando del memorandum che stabilisce una cooperazione nello scambio di materiali militari e ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate e che in precedenza prevedeva un rinnovo ogni 5 anni. Non solo carenze di carburante, la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe portare nei mesi estivi anche quelle di farmaci. A chiedere un intervento dell'Europa il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, che denuncia aumenti dei costi di produzione stimati oltre il 20%, uno scenario che pesa sulle imprese e che potrebbe portare ad una mancanza di farmaci se la guerra non finirà in pochi mesi. Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli. È una grande responsabilità quella di guidare il gruppo che reca nel simbolo il nome di Berlusconi, ha detto Costa dopo la sua elezione. E ora lo sport, con il calcio accede alle semifinali di Champions League il Paris Saint-Germain, che piega il Liverpool anche nel ritorno di Anfield per 2-0. Il Barcellona ci prova e vince al
Metropolitano per 2-1, ma a conquistare la semifinale di Champions è l'Atletico Madrid in virtù del 2-0 esterno al Camp Nou dell'andata. Ed è tutto, a più tardi. Cittadella Meteo. Insiste sull'Italia una circolazione depressionaria foriera di una spiccata instabilità. Nelle prossime ore cieli irregolarmente nuvolosi o coperti da nord a sud, con qualche pioggia soprattutto su Emilia-Romagna e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni a carattere irregolare, specie sul nord-est e regioni centro-meridionali, massime in aumento al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. 7 minuti dopo le 8 comincia la seconda ora di Buongiorno Taranto, l'informazione e la musica mattutina di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Ben trovati se vi siete collegati solo ora sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Ora abbiamo raccontato fino ad ora tutto quello che riguarda il provvedimento del sindaco Bitetti sull'ex Ilva e lo spegnimento della centrale elettrica, ma ci sono diverse altre grane con cui la giunta deve confrontarsi in questo momento. Molte hanno a che fare, come sapete, con il far quadrare i conti del bilancio, altre invece con problematiche un po' più complicate, come quelle che per esempio riguardano i mercati e in particolare il Meta, il mercato ortofrutticolo di Taranto, quello sulla 106, il mercato all'ingrosso di ortofrutta, per capirci. Ieri in commissione attività produttive è stato ascoltato l'assessore Francesco Cosa, che ha raccontato dopo l'esperienza Menucci sui mercati abbiamo trovato un disastro. Perché? Lo chiediamo proprio all'assessore Cosa, che è in collegamento con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora, ha parlato di realtà disastrosa sostanzialmente nella gestione della situazione dei mercati di Taranto, sbaglio? Sì, ho parlato nello specifico di assenza totale delle istituzioni nei mercati. Ovviamente, mancando le istituzioni, chiunque si è sentito autorizzato e titolato a fare ciò che meglio credeva. Quindi diciamo che la colpa non è da dare totalmente neanche a chi opera nei mercati, perché quando manca, voglio dire, il buon padre di famiglia, in questo caso l'amministrazione comunale, è ovvio che ognuno si sente titolato a sfruttare, utilizzare le aree come meglio crede. Di qui ho oggettivamente ereditato una situazione davvero incresciosa dal punto di vista del decoro, dal punto di vista dell'abusivismo, addirittura di intere aree mercatali dove operano abusivi, condizioni minime igienico-sanitarie. E ovviamente stiamo lavorando H24 per il ripristino, diciamo, di tutte le aree mercatali, che tra l'altro negli anni hanno subito anche delle riduzioni, voglio dire, oggettive degli operatori. Stiamo facendo molte revoche, avvio dei procedimenti. Allora facciamo così, assessore, procediamo per gradi. Cominciamo per esempio da un aspetto, nel senso, qualche tempo fa sulla Gazzetta, ma anche qui su Cittadella, abbiamo raccontato e denunciato come per esempio anche diverse famiglie criminali di Taranto, anche abbastanza note, in qualche modo si erano infiltrate nella gestione sia del mercato del Meta, ultimamente ne abbiamo raccontato, ma anche in passato. Io ricordo il mercato ittico, per esempio, era una specie proprio di hall of fame di tutte le famiglie criminali di Taranto. Ecco, da questo punto di vista, rispetto al ripristino della legalità e quindi dell'assegnazione dei box ai legittimi, diciamo, titolari, come stiamo messi da questo punto di vista?
Allora, io sto per avviare, premetto che la gestione in questi anni dei mercati è stata, in capo alla direzione patrimonio del Comune di Taranto. Abbiamo riformulato da poco la macrostruttura. Cos'è la macrostruttura? È l'organizzazione dell'ente, in questo caso del Comune di Taranto, che assegna tutta una serie di responsabilità gestionali alla direzione sviluppo economico, che è quella, di cui mi occupo io. Ovviamente da quando è stata rimodulata la macrostruttura io mi sono messo subito a lavoro per dare risposte, ovviamente con i dovuti tempi, perché capiamo la complessità di queste mega strutture, che tra l'altro hanno anche un potenziale economico molto importante. Quindi per evitare qualunque tipo di equivoco o di andare a finire anche sui giornali, stiamo rifacendo le assegnazioni con bandi di gara. Quindi io a brevissimo andrò in giunta con un atto di indirizzo che permetterà alla mia direzione di fare appunto i bandi per le nuove assegnazioni, anche perché, cosa errata, negli anni, quando sono stati fatti i bandi di gara, purtroppo i contratti che sono stati fatti erano a un anno. Ovviamente fare un contratto ad un anno non permette neanche all'operatore di poter programmare una vita, tra virgolette, imprenditoriale, e di qui ci sono state tutta una serie di equivoci, di volture, Assessore, mi corregga se cambi sbaglio. societari. Mi corregga se sbaglio, io ricordo anche un bando fatto prima della vostra amministrazione, credo che fosse il 2022 se non ricordo male, sul mercato ittico, credo, di cui poi non si è saputo mai nulla. Sì, fu fatto questo bando, tra l'altro io ne parlai, ero all'opposizione, e poi fu niente, è andata lettera così. morta, È nel finita senso che così. non sappiamo perché non è stata mandata avanti quella procedura. Ovviamente il mercato ittico, abbiamo sistemato la parte relativa agli ingressi, quindi abbiamo, grazie alla direzione patrimonio, abbiamo la videosorveglianza, comunque abbiamo un sistema di controllo superiore al Meta. È meno preoccupante per il momento, perché sarà oggetto di un restyling, di una riqualificazione totale legata ai JTF, al progetto SIAB, che prevede proprio la ristrutturazione totale del mercato ittico con fondi pubblici. Quindi una volta che ristruttureremo il mercato ittico, metteremo mani per capire il modello di gestione. Per il Meta invece, che non siamo riusciti a candidarlo in nessuna misura con fondi non comunali, sappiamo bene, lo hai detto, che abbiamo delle grane sul bilancio comunale. Abbiamo pensato in giunta appunto di fare un'indagine di mercato. Ritengo che il Meta abbia un potenziale economico molto importante, Francesco, perché è una struttura molto grande che si presta, alla catena del freddo. D'altro canto però mi rendo conto che in questi anni la gestione è stata una gestione poco faccio una precisazione per chi ci sta ascoltando e guardando. La valutazione che in questo momento sta facendo la Giunta è quella di affidarla in gestione ai privati, perché altrimenti rischiamo di non capirci. In questo momento è solo un'ipotesi, mi pare di capire, che ha raccolto qualche appetito, qualche solletico di qualcuno. Vi ha già risposto qualcuno, Assessore? Allora, che è stata emessa da qualche giorno, quindi proprio da 5-6 giorni ancora non ho contezza di risposte a quell'avviso, quindi a quell'indagine di mercato. Ovviamente questa è una procedura che è prevista proprio dal codice degli appalti, perché prima che l'amministrazione prenda una decisione vuole proprio interrogare il mercato per vedere se ci sono degli operatori importanti che si fanno avanti. Tra l'altro poi con questi operatori, se si dovessero fare avanti, ma io sono certo che sicuramente qualcuno si affaccerà anche extraterritoriale, perché abbiamo dei modelli virtuosi a Bologna, abbiamo dei modelli virtuosi a Fasano, a Bisceglie, in altre regioni d'Italia, dove mettono a rete queste potenzialità, questi mercati ortofrutticoli, che tra l'altro sono beni di consumo, quindi ogni giorno ce n'è bisogno al mercato. Una volta che accogliamo questi interessi, possiamo ragionare anche su un modello pubblico-privato, un consorzio, ancora siamo in una fase embrionale. La cosa che
mi ha lasciato un po' perplesso, e devo dire la verità, è questa levata di scudi da parte di alcuni, voglio dire, consiglieri comunali, piuttosto che da alcuni, voglio dire, portatori di interessi della città, che si rifiutano a prescindere di ragionare su modelli di gestione. Allora mi domando, cioè, vogliamo lasciare le cose come stanno, in maniera precaria, in maniera, voglio dire, rischiosa per le cose che tu hai detto, in maniera approssimativa, o vogliamo veramente attuare un piano di sviluppo economico reale della città, dove sicuramente l'agricoltura, l'ortofrutta è una componente importante? Io vorrei ricordare ai nostri spettatori, ad esempio, in 10 secondi, perché siamo in chiusura, Assessore. Da poco è stato fatto un consorzio di tutela della clementina del Golfo di Taranto, a breve lavorerete sulla Cozza DOP. Voglio dire, la città ha bisogno di crescere e di essere guidata. L'amministrazione Bitetti ovviamente si pone al centro come guida, ma prima di farlo ovviamente vuole anche interrogare il mercato, perché molte volte la simbiosi tra pubblico e privato certamente può far crescere l'economia di una città. Certamente, talvolta sì, talvolta no, ma insomma queste domande che ha posto, Assessore, le faremo anche noi, diciamo, alla sua opposizione. Vediamo se magari riusciamo a mettervi d'accordo per una volta, chi lo sa. Grazie a Francesco Cosa, Grazie. Assessore comunale, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo vi raccontiamo un po' di novità rispetto alla cronaca, quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi. Siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre per darvi le ultime informazioni di cronaca, dei fatti di cronaca purtroppo delle ultime ore, come la morte dell'operaio Domenico Di Ponzio, l'elettricista di 38 anni, colpito nel pomeriggio del 13 aprile da un palo della luce che si è sganciato dal braccio di una gru durante i lavori a Rione Tamburi a causa del vento. La Procura di Taranto ha disposto l'autopsia sul corpo. Bisognerà quindi attendere per celebrare i funerali del 38enne. La Procura, anche se in qualche modo la dinamica dell'incidente è particolarmente chiara, attraverso l'esame autoptico ha bisogno e necessità di raccogliere una serie di altre informazioni e metterle a sistema con quelle già raccolte, per cercare di valutare poi non solo la dinamica completa dell'incidente, ma anche le eventuali responsabilità rispetto appunto alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il pubblico ministero Raffaele Castro sta coordinando le indagini del nucleo ispettivo del lavoro dei carabinieri e dei tecnici dello Special dell'ASL di Taranto, per cercare di comprendere come siano andate le cose e appunto se quella tragedia poteva essere evitata o meno. E poi oggi invece sono fissati gli interrogatori di garanzia di Anselmo Venere e di Mimmo Campo, presunti mandante e sicario dell'imprenditore Martino Marangia, ucciso a ottobre 2013 e finito in carcere nei giorni scorsi a distanza di 13 anni dai fatti. L'indagine dell'antimafia di Lecce e della Procura di Taranto ha permesso, grazie all'attività dei carabinieri, di individuare, secondo l'accusa, il mandante e l'esecutore materiale di quel omicidio, inquadrato dagli inquirenti come una vendetta per uno sgarro che Marangia avrebbe fatto al prestigio criminale di Anselmo Venere, e per farla un po' più facile lo avrebbe sostanzialmente aggredito, o meglio avrebbe risposto a un'aggressione e l'avrebbe disarmato del coltello che Venere portava con sé, lo avrebbe addirittura colpito e ferito, e questo, diciamo, sgarro nell'ambito criminale è stato pagato con la vita a distanza di 3 anni. Questa è la tesi ovviamente dell'accusa. Oggi Venere e Campo dovranno comparire dinanzi al giudice per indagini preliminari, potranno decidere se rispondere alle domande del magistrato o avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto sulla vicenda emergono nuovi inquietanti elementi, come per esempio una delle ultime confessioni fatta dalla vittima Martino Marangia alla moglie poco prima di essere ucciso. Aveva visto passare Venere Anselmo davanti a casa nei giorni precedenti con la macchina e gli aveva detto testualmente: non so se mi devo aspettare qualche cosa da questo, una sorta di macabro presagio di quello che poi purtroppo di lì a poco sarebbe accaduto.
naturalmente continueremo a darvi informazioni su tutto quello che accade nella cronaca. Adesso invece diamo un po' di spazio alla musica. Quando torniamo, turni 8:40, noi come annunciato adesso cominciamo a alleggerire un po' questo mercoledì e parliamo di musica, parliamo di arte, lo facciamo raccontando l'ultimo grande successo dell'Orchestra Magna Grecia del prossimo servizio. È stata la grande flautista coreana Jasmine Choi la protagonista di uno dei concerti più attesi della stagione, andato in scena ieri sera al Teatro Orfeo di Taranto. Choi è una delle più celebri flautiste del nostro tempo, nota per il suo virtuosismo e la sua raffinata musicalità, oltre che per i suoi progetti straordinari, e si è esibita in tutto il mondo in una varietà di generi che vanno dalla classica al jazz al pop. Ieri ha portato in scena il concerto per flauto e orchestra di Reinecke e la sinfonia numero 3 renana di Schumann. Eppure, se la lingua può rappresentare un ostacolo, non lo è certamente la musica. With Orchestra of Magna Grecia. Yes. Yes. Which was my very first... È la mia prima collaborazione con loro, abbiamo fatto le prove e questo è il nostro primo concerto. Adoro tantissimo i professori, sono così musicali, così amichevoli, così accoglienti. Amo davvero questo loro spirito di musicalità. The musicality. La musicista è stata accompagnata dall'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Gianluca Marciano al suo ultimo concerto della stagione. Chiuderla così con questo grande nome della musica internazionale per la prima volta a Taranto e con la nostra Orchestra della Magna Grecia che suona un brano dei più incredibili della produzione sinfonica del romanticismo, mi rende veramente colmo di gioia. Mamma mia, pezzacchione, quando senti, a volte vorrei essere in grado di comprendere meglio, diciamo, tutta questa parte della musica, ma mi è bastato semplicemente assistere a qualche spettacolo ed emozionarmi anche senza, diciamo, troppe competenze tecniche. Ci fermiamo per un po' di musica, pubblicità e poi quando torniamo vi raccontiamo che cos'altro c'è da sapere per affrontare questa giornata. Restate su Cittadella. Un assaggio del Medimex 2026 con i Pet Shop Boys, scelto nel nostro rewind dal nostro Piero Caffio. Alle 8:54 invece noi cambiamo argomento e parliamo di minori, lo facciamo parlando di disagi legati alle nuove tecnologie ma anche di diritti. Il focus a Taranto raccolto nel servizio di Federica Pompamea. I disagi più evidenti sono i disturbi nell'uso scorretto e smodato della rete. Parliamo di autolesionismo, di disturbi alimentari, ragazzi appunto che non vengono a scuola, dispersione scolastica dovuta appunto all'uso notturno della rete, senza alcun controllo. E la fotografia scattata da Maria Rosa Pennetta, responsabile del tavolo tecnico dell'Ufficio Garante dei Diritti del Minore, che mostra i principali disagi che negli ultimi anni hanno colpito le nuove generazioni. Il dato è emerso a margine dell'incontro Scuole e Segnalazioni verso nuove forme di disagio, svolto nell'aula magna dell'Istituto Maria Pia e rivolto al personale scolastico di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Taranto. Un momento di confronto operativo dove sono stati condivisi gli strumenti, le pratiche e gli approcci utili per affrontare situazioni complesse legate al malessere giovanile e alla prevenzione. Si tratta infatti di un progetto di sensibilizzazione promosso dalla Regione Puglia avviato nel 2023, con il quale è stato realizzato il vademecum delle segnalazioni, un modulo condiviso che permette così di garantire il benessere degli studenti e delle studentesse e tutelare la privacy dei docenti, come ha spiegato Pennetta. Partiamo da questo vademecum che ha la finalità di oggettivizzare l'osservazione del minore nella classe, in particolare le zone d'ombra cosiddette, quindi non solo le situazioni acclarate, ma le situazioni difficili dove ancora il docente non riesce a comprendere o non sa comprendere oppure non può. L'iniziativa inoltre si inserisce in un percorso di aggiornamento professionale per rafforzare la cultura della prevenzione e non solo. L'obiettivo principale è quello di creare una rete educativa territoriale capace di mettere a confronto scuole, istituzioni e famiglie, come hanno spiegato il dirigente scolastico del Maria Pia Giovanni Tartaglia e il garante dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio. Le scuole sono un
balcone preferenziale dal quale si può osservare la popolazione minorile e si possono snidare tutte quelle situazioni di disagio. Dare un segnale dove la scuola non è contro un bambino, contro un ragazzo che può avere delle zone d'ombra comportamentali, ma è per, cioè a favore. E quindi il genitore vivere la scuola anche come qualcosa di un alleato, non è che lavora nell'interesse comune della crescita più sana dell'eventuale ragazzo che può essere portatore in quel momento di un disagio che può essere anche recuperabile. E allora gli ultimi minuti insieme invece li dobbiamo dedicare purtroppo all'ennesima terribile notizia. Ci sarebbe un altro morto sul lavoro in provincia di Taranto, e frutto di un incidente mortale avvenuto alle prime luci dell'alba. Un uomo di Lizzano di 46 anni avrebbe perso la vita in un incidente mentre andava al lavoro tra un'auto e un trattore. La vittima si trovava alla guida del mezzo agricolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato lo scontro sulla strada provinciale 125 nel territorio di Lizzano. Sul posto sono arrivati i soccorsi immediati, ma purtroppo per il 46enne non c'è stato nulla da fare, è stata dichiarata purtroppo la morte sul colpo. Un'altra vittima come quella, ricorderete, qualche giorno fa anche qui nel Tarantino, Massimo Musciacchi, 54 anni, su cui la procura sta indagando e ha avviato gli accertamenti come l'autopsia. Ha indagato l'uomo che guidava l'auto che ha impattato con la moto di Musciacchio, indagandolo per omicidio stradale. Atti dovuti, naturalmente, solo indagini preliminari, tutte da confermare in questo momento. Vedremo invece come proseguirà quest'altra tragedia di Lizzano avvenuta poco fa. Vi racconteremo il resto nel corso della giornata. Non dimenticate quindi l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 del digitale terrestre. Non resta che salutarvi, ringraziare Pero Caffio per aver guidato la parte tecnica e ricordarvi che torniamo domani dalle 7 alle 9.